fine. Allora, siamo di nuovo qua, stavamo un po' discutendo delle difficoltà oggettive di questo benedetto SPID che è richiesto. Lei faceva un esempio, segretario? Sì, le difficoltà Comune di Venezia ci sono è compito anche dell'amministrazione pubblica avviare processi di informatizzazione, di alfabetizzazione e di preparazione dei cittadini, cosa che non avviene. Di recente nella nostra amministrazione, io abito a Venezia, è stato fatto un bandito, giusto come tema, come questione, sì, che è quello di un beneficio per l'affitto e per le bollette. In realtà questa procedura può essere, questo vantaggio può essere, questa domanda può essere fatta solo e soltanto tramite una piattaforma digitale del Comune di Venezia che si chiama Dime, dove allegare alla domanda che va compilata online vanno allegate le bollette dei pagamenti fatti per esempio per come si allegano? Oppure ovviamente allegare la copia di un bolletta vuol dire fare una scansione, vuol dire fare tutta una serie di adempimenti digitali che consentono poi di inviare all'ente, in questo caso il Comune, la tua domanda. Quanta gente è stata esclusa a fronte di questo beneficio che potrebbe andare a 10, 15, tante persone, no? Non si è posto, il problema non si è posto. C'è stata una proroga perché i termini erano brevi, sono stati ampliati i termini, però la questione di fondo della disuguaglianza che questo determina, della esclusione che questa procedura ha determinato, non è stata minimamente affrontata. Allora c'è un problema. Primo, fare l'alfabetizzazione, ma nel caso in cui il cittadino non ha questi strumenti, bisogna tenere aperto uno sportello per fare la domanda. Quindi la risposta è che a fronte di una difficoltà obiettiva e della mancanza dello SPID, il cittadino deve avere comunque uno sportello tradizionale per poter presentare la documentazione ai fini dell'ottenimento del beneficio, cosa che non è stata fatta. Quindi c'è una scelta di escludere chi non può, chi non ha i soldi, chi non ha lo smartphone, chi non ha la stampante, chi non ha la conoscenza di questa procedura. E questa è un'ingiustizia che noi abbiamo posto e continueremo a porre. Noi abbiamo aperto uno sportello in cui facciamo formazione ai cittadini e li aiutiamo a fare la domanda, a compilare la domanda per fare la richiesta ai gestori, poste e altri che sono autorizzati a gestire il rilascio dello SPID. Questo perché? Perché ci rendiamo conto che queste persone non sono in grado di poterlo fare e lo facciamo volentieri a titolo gratuito perché siamo volontari che lavorano per i cittadini. Per gli over 70 internet dovrebbe costare pochissimo e gratis per gli over 80. Sì, faccio questa considerazione. Noi viviamo in un momento storico, insomma ormai dura da parecchio tempo, che secondo me uno degli aspetti caratteristici sono le disuguaglianze. Disuguaglianze economiche, sociali, e sono in aumento. Ecco, il rischio è che anche la digitalizzazione sia, invece, ripeto, di essere, come dire, uno strumento che tutti possono accedere, rischia di aumentare le disuguaglianze. Certo. Indubbiamente c'è da implementarlo meglio, semplificarlo, avere una rete che consenta l'accesso e l'utilizzo a tutti di questi strumenti. Però poi insomma il punto vero è che ci sia data la possibilità a tutti di poter usufruire di questi strumenti della digitalizzazione. E guardate, ripeto, sì, oggi i ragazzi d'oggi ormai sono digitalizzati, insomma non girano nemmeno più con i soldi, insomma, col contante, loro devono parcheggiare, c'è l'app e utilizzano quello per dire, insomma, a me questo ha colpito, insomma, è una sfida che mi pongo anche a me stesso, insomma, di arrivare lì. E però poi insomma queste persone, questi ragazzi magari arrivano a una certa età, siccome poi c'è sempre un'evoluzione delle cose, la scienza e la storia non si ferma, insomma, quindi oggi la disuguaglianza è digitale, ieri era la disuguaglianza tra chi sapeva leggere e scrivere e chi no, perché chi sapeva leggere e scrivere aveva possibilità maggiori di affermazione rispetto a quello che era analfabeta. Oggi il rischio
facendo le dovute proporzioni, però il rischio è quello. Sì, però c'è l'aspetto economico che ha sottolineato il messaggio, che secondo me è rilevante, anche relativamente a quello che diceva lei, per esempio bisogna scannerizzare, poi per carità devi avere il cartaceo, perché se ti arriva una sanzione devi comprovarla. Un altro messaggio: buongiorno, sono un pensionato di 78 anni, io ho abbandonato internet perché ho trovato solo tanta schifezza e notizie false, preferisco la televisione. Buona giornata. Sì, anche la bisogna saper riconoscere le notizie, però il problema della, per esempio, la stampante sembra una stupidaggine, ha un costo, io dire i costi. La rete internet, diceva uno mettetela gratis, è vero, come si può chiedere a un pensionato con 600-700 euro di comprarsi lo smartphone, di comprarsi il tablet perché magari non ce la fa perché è piccolino e ha le dita che gli tremano o non riesce a leggere, perché io vedo anch'io le persone anziane, gli fai vedere lo smartphone, non riescono a leggere. E allora lo costringe, è come una super tassa praticamente, dà in dotazione alle persone in base all'ISEE di uno smartphone, di una connessione in rete che funzioni gratis, di una stampantina a casa gratis. Cioè non si può pensare di introdurre la tecnologia sempre a pagamento, perché costa sta benedetta tecnologia. Cioè non è. Penso che il Comune o gli enti pubblici potrebbero istituire degli sportelli, degli infopoint, dove il cittadino che non ha la stampante va lì e utilizza gli strumenti, diciamo, a disposizione del cittadino per farsi, per esempio, io col mio fascicolo, se vado a fare un esame, me lo ritrovo, la sera mi arriva il messaggio: guarda che hai a disposizione già l'esame che tu hai fatto stamattina. Quindi io ho un vantaggio in termini di procedure rispetto al cittadino che non può utilizzare questi strumenti, per cui è aggravato non solo perché ha condizioni economiche, ma anche perché i vantaggi che io ottengo nell'immediato, tutti i giorni, non vado all'ospedale, non prenoto, mando il messaggio al medico, mi fa la prenotazione, vado a fare la visita o ritorno sul fascicolo sanitario, lui non ce l'ha. Questo è il punto. Allora, come realizziamo per i cittadini che non hanno questi strumenti e non possono per ragioni economiche ma anche culturali, altre cose, quali sono gli strumenti da mettere in piedi perché tutto questo accada anche per lui? Allora bisogna attrezzare strutture, strumenti, modalità diffuse sul territorio, tra i comuni, le associazioni, perché il cittadino va a quei punti in cui rivolgersi per ottenere questo vantaggio. È vero che i CAF dei sindacati sono stati invasi letteralmente dalle persone allora, questo è il nodo è questo, cioè voglio dire, non possiamo sfuggire al tema. Un altro messaggio: mia mamma di 88 anni, se non avesse me i nipoti che le prenotano gli esami via web, non farebbe nessun controllo, purtroppo. Certo, è così. E chi non ha i figli e i nipoti a disposizione? Qui apriamo, cioè affrontare questo argomento ci si rende conto che insomma ne apri tante finestre che non si finisce nemmeno più, insomma, perché questa dovrebbe essere una persona anziana che ha 88 anni, che magari vive sola, c'è il problema della presa in carico, no? Certo. E da parte di chi? Siamo sempre là, E oggi stiamo andando in questa direzione, cioè della presa in carico anche individuale, o stiamo andando in un'altra direzione che l'anziano sembra sia una colpa vivere a lungo? L'aumento dell'età media, che è un bene, non è una sfortuna, è un bene, perché se si vive più a lungo e vivere bene, va bene per tutti, è anche le conquiste, il benessere che c'è stato, ma porta anche dei cambiamenti. Le trasformazioni vanno governate, bisogna saper dare le risposte a queste trasformazioni. Questa si chiama politica, ma politica alta. Avere il coraggio, perché non puoi addossare alle persone anziane o che hanno più di 60 anni la questione della natalità. Però c'è il problema, ce lo poniamo, ma la politica, ma non per scaricare, io non voglio fare dell'antipolitica, perché poi non apro altri argomenti, però bisogna porsi queste domande e bisogna dare le risposte. Noi siamo tra gli ultimi anche per indice di natalità. Sì. La Francia è a 1,8, certo. Noi siamo a 1 e qualcosa.
Siamo tra gli ultimi, sono l'ultimo paese in Europa. Ma perché non ci sono servizi di supporto anche alle famiglie. E poi non ci poniamo il problema di come governare le migrazioni. Con gli sviluppo industriale che abbiamo avuto. Cioè, parlare di queste cose significa avere il coraggio di affrontare le trasformazioni che ci sono state. Questo è il compito della politica. E di tutti, quindi. Noi per la nostra parte la facciamo, ce lo poniamo. Come diceva Antonio, le nostre sedi sono aperte e ci siamo attrezzati per dare l'ausilio, perché la persona si deve procurare lo SPID, ci siamo noi, certo. Gli diamo una mano, le cose si fanno, però noi non possiamo essere sostitutivi dell'autorità pubblica, è il pubblico che se lo deve, i comuni, gli enti locali, chiaro. Soprattutto che si devono porre le questioni, ma gli enti locali non devono essere lasciati soli, e quindi il taglio delle risorse è avanti, insomma, le cose sono molte, però non c'è dubbio che ormai la direzione di marcia è tracciata, è il digitale il futuro, anzi c'è già, perché l'esempio che portava Antonio sul fascicolo medico e avere la possibilità di accedere immediatamente agli esami ti comporta anche il fatto poi di fare la visita, rispetto a colui, c'è già questo mondo, il punto è come lo rendiamo accessibile, se non a tutti, in maniera più estesa, affrontando le tematiche che ci sono, le questioni di connessione, di reddito e di quant'altro. Per esperienza diretta il mio patronato a Mestre mi ha aiutato tantissimo con dei corsi, ora che sono in internet mi diverto molto. Detto questo, a parte che sono senza voce ancora, io vi ringrazio tantissimo, siamo arrivati al termine, grazie ai telespettatori, grazie a voi dello SPICGL di aver partecipato a questo approfondimento. Ci ritroviamo, naturalmente rivedete in internet la puntata, grazie.